ma poi chi sta per le strade, combatte, costruisce alleanze ed è l'alternativa alle destre è il Partito Democratico, che ci mette sempre la faccia e ci mette la faccia con le mascherine, perché chi si toglie le mascherine tra i politici per fare il furbo non dà un bel esempio ai cittadini. Il PD combatte per vincere nei territori, le parole di Zingaretti, che da Padova non risparmia frecciatine a Matteo Salvini, presente invece a Vicenza. Il segretario PD doveva incontrare il candidato alle regionali Arturo Lorenzoni, che però è stato fermato dalla febbre. La Lega non può negare che il centro-sinistra ha salvato l'Italia, ha ribadito Zingaretti. Quindi io credo che anche nei momenti di duro scontro bisognerebbe ammettere, pur rimanendo delle proprie opinioni, che, ripeto, è grazie al centrosinistra se ora in questo momento l'Italia ha una possibilità di rimettersi in piedi, che non vuol dire aver finito una missione. Ora bisogna combattere e quindi fare progetti per il recovery seri, spendere in fretta i soldi che ci sono. Io credo, come sapete, con il MES ricostruire e investire sulla sanità pubblica italiana, ma ripeto, questo si può fare perché la destra nazionalista ha perso. Il virus non è stato sconfitto, ma non è possibile pensare ad un nuovo lockdown, spiega Zingaretti, che dice no al messaggio sbagliato di tornare a vivere fregandosene delle regole. Il Covid non si nega, si combatte. Quindi io dico si può vivere in sicurezza se si seguono almeno 3 regole: mascherina, distanza di sicurezza, igiene delle mani e degli ambienti. Anche a scuola nelle forme che deciderà il comitato scientifico. Indispensabile poi la campagna vaccinale contro l'influenza. Ed è giusto far partire una grandissima campagna per il vaccino stagionale, che ha 2 meriti. Ripeto, evitare ricoveri inappropriati di fronte al rischio di una ripresa della curva epidemiologica sul Covid, che è molto più grave dell'influenza stagionale, e poi io sono un testimone oculare di quanto è utile il vaccino antinfluenzale. Io lo faccio da 7 anni, voi sapete che ho avuto il coronavirus e io me ne sono accorto subito perché appena ho avuto la febbre, quello è stato un campanello d'allarme di un malessere che non poteva essere figlio dell'influenza stagionale.